Ragazzi, missione impossibile oggi. Paura. Se riusciamo in questa missione, da oggi Ameba Music, cos'è Ameba Music? Non sia una brutta parola, è il negozio di dischi più importante praticamente di Los Angeles. Da oggi avranno anche loro Disco in vendita. Sì, ma sai che stiamo rischiando tutto praticamente. Ragazzi, venite a pagare la cauzione, se ci mettono dentro per piacere. Proviamo? Andiamo. Le piace a figa del tirano col cameo. Le piace a birra anche singole forseo. Primo festa porta un poco di che go. Le piace andare in Camporea col figo. Le piace stare con gli amici in compagnia. Le piace bere fuori. Dovremmo essere qua e non ci siamo. Tra gli usati. Sono gli usati questi. Gli usi troppo. Tutti insieme come dei fratelli. Assista gli skate. Se abusivo sei. Lucissimi inquietose. Lascia stare la signora. Parare sempre a fondo. E semenare fuori. Se tu ti domanda pa' che sanno de pianiga siga. Rumatera molti de siga. Rumatera assa sta canzone. Le piace rosso con sano corazione. Le piace a figa del tirano col cameo. Le piace a birra anche singole forseo. Pazzesco. Le piace stare con gli amici in compagnia. Le piace bere fuori tutta l'osteria. Hi, my name is Rock and Roy. I play the guitar and do a little singing. And this is my 97 Ford Taurus that I jazzed up, turned it from crap to crazy, trying to be inspirational, put my music out there on YouTube and the Rock and Roy channel. Standing here in front of the Guitar Center here in Hollywood. I love this place. Hollywood is a great city. Everybody smiles when they look at this car. See the guitar here? I bolted that on there just to give it a finishing touch because the car wasn't quite getting enough attention with just my name all over it. So then I started adding some artistical appeal to it, and make it look more crazy. And the guitar kind of is like the icing on the cake. It kind of makes people have to look at the car. Surprisingly, a lot of people, it brings smiles to their faces and they take pictures, and I feel like a parade wherever I drive this car. I never had so much fun driving a car like this. Hey, how you guys doing? Good to see you guys. See ya. Yeah, you guys are great. The first word that comes to my mind with you guys is party. In fact, my last song, Party Like It's 1985, was with you guys in mind. You guys were inspirational for me to do that. That's good stuff. Can we have a trip with your car? Sure, come on in. Just hop in there. I've been playing the guitar since I was 9 years old, but recently I took it serious, paying a lot of visits to the guitar centers here and there. It inspired me to go to another level. Then I started making video, and I started that one Party Till You Poop that started off my whole channel. Since then, I've been trying to music that everybody can enjoy. If it puts a smile on people's face, it makes me feel like I did a good thing. So my biggest influence is probably Jimi Hendrix and Van Halen. Those two have something an inspiration from within, emotional kind of way to express yourself by taking music to another level, make more of what it is, like art. When you play a musical instrument like a guitar, you don't want to just play notes mechanically. You want to really do something that's almost incorrect, something that's extreme, making your feelings come out within. I had a really nice Jaguar, it was beautiful, but unfortunately it had a cracked block. Then I put it for sale. Someone came along and said, "Do you want to trade this 1997 Ford Taurus for it?" Despite as terrible as it looks, it was a good driving car. At first I was feeling bad about how bad the car looked, and then I decided I have to do something to it. Then I had ideas, maybe I should paint my name really big on the car. So then I started getting carried away with decorations, and I thought I needed to do something crazy, so I put the guitar on the roof. Now people are starting to look at the car and they like it. They like the name Rock and Roy because it sounds so much like rock and roll. The way I feel like life is short, live the way you want to live. Regardless of what anybody else says or tries to tell you otherwise, it's about individuality, try to express yourself. This is my favorite place to drive. I like to look at it as a boulevard of dreams. You see a lot of street performers here. This is what Hollywood is all about right here in this area by Hollywood and Highland.
fare assai. I see a lot of energy from Ruby Terra that's inspirational to me and makes me inspired to be more energetic and lively myself. I thought, these guys are really knowing how to live their life. Invece di correre o andare in palestra, ma dire certe robe non le vanno dottore. Ciao a tutti da Rock and Roy. Yeah! Grandissimo! Pazzesco ragazzi, siamo oggi qua con un candidato, il favorito praticamente. Sì, lui potrebbe essere un nostro potenziale nuovo chitarrista. Avanti coi amici. Guarda che mamma mia. Numero uno! Grande! Grandissimo! Ciao a tutti. Ciao ragazzi, Grazie, ciao. avanti! Yeppa, dove siamo, socio? Qua dall'insegna parlaria il bar di Rocky Roy, non è che aveva detto che aveva un bar però. Coppa longa e baffo incontro. Nuova moda 2016. C'è il dressing code, se non ti sei così non ti puoi entrare. Bisogna aspettare un attimo. Bisogna che per aspettiamo l'anno prossimo, dai. Andiamo. Avanti. No, senza voce, tirava sette cose. Sarà che sono ignorante, ma che cazzo è Jim Manson? Che sei tutti su stavo posto. Guarda, Perry Como. Perry Como, chi sei un Perry Como? Mi conosco Perry Soma al massimo. Hai capito? Perry Como. Socio, guarda qua c'è una volta, socio. Figata. Metti qua la nostra. No. No, qua che c'è qui a De Angela all'Esbury, sì, la signora in giallo. Questa qua, Porta una sfiga. ogni posto che andase è morto un minimo uno. Per cui A saperlo, no, via. bisogna che cambiamo un po'. Via. Se tu noti anche qui a dopo nessuno. No, socio, anche qui dopo se oda. Eh sì, perché nessuno vuole mettersela. Io sa tutti. La sfiga. Ho 2 giorni che camminiamo avanti in giro per caso di marciapiede. Vedo che abbiamo fatto bene a attrezzarsi. Ascolta, bisogna che risolviamo subito questo problema immediatamente. Subito, non è possibile che non che sia in una terra su Sono veramente triste. per me è una brutta figura con i tuoi di casa che si aspetta No, le poi robe che grandi. fosse CDC, Metallica, Slayer, robe che cos'è quello là? Barbara Whitting. Sarà la donna delle poesie di Charlie Chaplin? Perché cos'è? Ascolta, socio Dai, se fermo una stetta per noi altri. Tanto in mezzo a sta gente qua. Allora, questo qua, perfetto. vai qua, sì, in mezzo a gente che non conosce nessuno. Occhio di asciuga di fare da palo. Vai. Questa non gli accava neanche se viene qua con l'idropuitrice di Duilio. Per panettare grey. Panettare grey. Guarda che questa attacca. Questa è proprio quella americana. Sì, aspetta che siamo loschissimi. Fatta. Sei fuori, va che no. Socio, senti di arrivare. Sì. No, passa con le sirene. Scappa, socio, scappa, via. Andiamo via. No, sei fuori. Si possa. La nostra, esatto. Fucinato ad Hong Kong, Cavaria salvardeato via. Yes, cincina amici. Ragazzi, ormai qua ci conoscono. Qua da Mario, proprio a casa, è presente? Local. Oggi è stata la giornata più bella del mondo per me. Non so voi, ma a me sembrava di essere dentro un film. Cioè, guarda che Rocky Roy è un personaggio che sembra diventato, se ci pensi. Che a casa penseranno che ci siamo inventati noi, ma invece, ragazzi. Lui è l'anello mancante tra Jimmy Veleno e Jack Black, praticamente. Sì. No, ma la cosa bella è che un domani faranno sicuramente un film su Rocky Roy e noi l'avremo filmato prima di tutti, pensate. Che macchina ha? Bellissima roba. La Rovio è pazzesca. Hai visto che praticamente non vanno più i finestrini perché mettendo la chitarra Sì, ha mandato in bomba la centralina. Quando si da perde morire. se va apre la porta perché Che ammazza caldo. Rocky Roy è troppo personaggio. Cioè io sono già sbilanciato, vi dico, cioè nel senso. lo vogliamo. Bello. Me ne sono innamorato di Rocky Roy. Io spero veramente che lui sia stato contento anche lui perché mi piacerebbe. Se lo portiamo a casa abbiamo vinto tutto. Saremo i scopritori di Rocky Roy. Sicuramente. Allora, Ragazzi, un brindisi a Rocky Roy. cincina Rocky Roy, arriva.